E abbiamo aperto con Giuliano Carella, il maestro di questa meravigliosa orchestra dei solisti veneti, con le musiche di Antonio Vivaldi, dedicate a Sabrina, la nostra Sabrina, che è all'ospedale. Voi sapete, questa giovane donna che purtroppo ha avuto un ictus, sta lottando per uscirne. Perciò Sabrina, un grande abbraccio da tutti noi, sei una guerriera, continua a lottare, e questa musica bellissima di Antonio Vivaldi la dedichiamo a te. Coraggio. Ringrazio e saluto anche, veramente grazie, a Filippo De Rossi, assessore al commercio e turismo di Cittadella. Buongiorno Assessore, grazie di essere Mirella, qui. E buongiorno a tutti i telespettatori di Sveglia Veneti. E grazie anche a Maria Pia Cavaletta, presidente comitato encefalomelite mialgica, perciò sapete, una cosa non facile neppure da pronunciare, devo dire la verità, però una guerriera anche lei, sta cercando di far capire l'importanza di questa malattia, a molti sconosciuta, che non si riesce a capire, e sentiremo, ecco, cosa ne pensa Maria Pia Cavaletta e soprattutto che passi avanti si sono fatti. Allora inizierei proprio da Filippo De Rossi. Allora Assessore, com'è questo Natale? Come si sta aprendo? Pochi soldi nelle tasche di italiani, anche se fanno vedere che tutto va bene, che non ci sono problemi, invece i problemi ci sono e i soldi sono veramente pochi, anche perché è sparito il ceto medio, è letteralmente sparito, e capiamo bene che dobbiamo fare con i ricchi, quelli che stanno veramente bene, con i poveri che lavorando non riescono a sbarcare il lunario. Come vede lei la situazione, Assessore? Buongiorno Mirella, e grazie. Ho visto anche immagini e repertorio del nostro splendido centro storico passare, della nostra cinta muraria. Ecco, è un Natale complesso come lei ha rappresentato. Noi cerchiamo comunque di creare un momento di incontro e un Natale anche per le famiglie che non possono permettersi di fare quei viaggi la settimana bianca come magari un tempo passato era di consuetudine. Ecco, per noi l'importante, insomma, in un periodo storico, e lei lo racconta bene nelle sue trasmissioni con i suoi ospiti, un periodo dove la percezione di sicurezza e girare per le strade, soprattutto la sera, è segnato, ecco, da episodi di microcriminalità. Noi accendere le luci e pensare a uno spazio aperto a tutti, un punto di ritrovo per la comunità, è un segno positivo. Ecco, le vetrine di Natale allestite con cura dai nostri negozianti, le luci di Natale. Quest'anno devo dire, ti invito a venire a visitare Cittadella, completamente illuminata, con il nostro tradizionale albero all'interno della pista del ghiaccio. Ecco, dà un'opportunità importante proprio a chi non può permettersi di fare quei viaggi importanti. Ecco, per noi le luci non sono solo segni decorativi, Mirella, ma sono segni di vita. Ecco, la città viva è anche una città sicura e è una città accogliente. Ecco. Cosa vuol dire città sicura, Assessore? Perché stiamo vivendo un momento particolare, anche se io sono dell'idea che veramente, per carità, non dico che non bisogna stare attenti, non avere le antenne, però questo messaggio di paura di uscire di casa, ecco, comincia veramente a preoccupare. Mi sembra come che qualcuno non voglia fermare, ecco, questa scia di aggressività, di poca sicurezza, anche perché le forze dell'ordine, quelle che sono, fanno una gran fatica ad arrestare, ma se anche arrestano, dopo 2 ore, 4 ore sono già fuori. Allora capite bene che non è questione di sicurezza, è questione che qualcuno si vede che va bene così. Ad esempio, io quando ho sentito anche quei blindati nelle autostrade, guardate veramente che mettono a ferro e fuoco le autostrade. Ma come si fa a mandare un blindato da solo? Mandiamo l'esercito, cosa fanno i militari dentro le caserme? Anche perché ne abbiamo. Cioè, questi blindati, ormai sappiamo come funziona il paese da nord a sud. Quando meno te le aspetti, ecco che arrivano, portano via 1.000 euro, portano via milioni di euro, centinaia di
di milioni di euro, tantissimi, poi alla fine se mettiamo assieme tutti, non le sembra che c'è qualcosa che non va? Perché prima si diceva la sinistra è buonista, adesso sono 3 anni che c'è la destra, penso che qualcosa si potrebbe fare, ma se non cambiamo le leggi cosa facciamo? Prego, Assessore. Allora Mirella, sulle leggi ecco, ho fiducia di chi oggi amministra, e oggi è un giorno particolare anche insomma, leggiamo notizie dei telegiornali, dei nostri giornali, leggiamo la definizione della nuova giunta regionale, ecco, che vedremo dalle 11 poi in diretta sia su Media Nord-Est, perciò un po' importante, Antena 3, Rete Veneta, perciò la vedrete in diretta che finiremo alle 11 oggi. Prego, Assessore. Dobbiamo avere, io cerco sempre l'ottimismo e la fiducia con i nostri amministratori, quindi il nuovo lavoro della giunta regionale credo che sia un tema importante e sensibile che verrà affrontato e portato nei tavoli a Roma, sicuramente sentendo anche i temi e la priorità in questa campagna elettorale da parte del nostro governatore Stefani. Questa priorità credo che sia un obbligo di tutti, pensare che debba responsabilità a Roma o Venezia, tutti dobbiamo impegnarci nel presidio del nostro territorio. Ecco, quando parlavo di città viva, sicura e accogliente, ecco, non è il decoro urbano per me non è solo un lusso, ecco, è anche una forma di riappropriarci i nostri spazi, ecco, occupare gli spazi, presidiare il territorio, non pensare che il problema è del mio vicino, non è il mio, ecco. Tenere la comunità compatta e coesa permette anche di presidiare meglio il nostro territorio, riprenderci i nostri spazi, i nostri parchi, rioccuparci della cosa pubblica, ecco, permette non dico di risolvere il problema, ma almeno di spostarlo e di presidiare i luoghi dove vivono dove frequentano le nostre famiglie e i nostri figli. Anche perché io parlavo anche con altri sindaci, anzi mi saluti anche il sindaco Piero Bon, grande amico, una persona sensibilissima che ringrazio sempre, ecco, per come si pone, e quando discutiamo assieme siamo quasi sempre d'accordo. Ad esempio anche la protezione civile, lo dice la parola stessa, ma perché non impieghiamo la protezione civile sulla sicurezza dei cittadini? Cioè, non possiamo impiegare la protezione civile solo quando esondano i fiumi o quando c'è qualche avvenimento importante. Io penso che la parola stessa, protezione civile, dovrebbe essere messa a disposizione come fanno adesso i nostri cittadini poveretti che fanno i controlli di vicinato, assieme magari anche alla protezione civile, ma non è il ruolo della protezione civile. Ma allora cambiate nome, perché se protezione civile vuol dire solo andare a determinate manifestazioni o presidiare il territorio in caso di esondazioni, capite bene che non ci so. Allora Maria Pia Cavalletta, ecco, come iniziamo a queste fragilità, ecco, che veramente tu stai portando avanti anche con questa patologia? Cosa ci dici? Com'è la situazione? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, che prima non ho avuto il tempo di salutare, e ringrazio sempre dell'invito perché c'è bisogno di portare voce per questi malati. Rappresento il comitato, che è un comitato di volontariato, e quindi è importante per dare una visibilità a livello statale sanitario. Questi malati non sono riconosciuti in Italia, sono anche pediatrici e hanno necessità di una legge e dei LEA. Spieghiamo anche cos'è questa malattia, così si capisce bene. Allora, encefalomielite mialgica o sindrome da fatica cronica, che è diverso dalla fatica cronica, che è solo un sintomo. Questa è una malattia neuroimmune, neurologica, cronica, che porta uno stato di invalidità molto pesante. Ci sono vari livelli, ovviamente, da lieve a grave, e già anche i ragazzini sono costretti ad abbandonare lo studio. Abbiamo proprio un assegno con questo, che lo faremo vedere proprio a una ragazza giovane che non riesce ad andare a scuola. Esatto. Proprio perché e c'è il rischio poi che intervengano anche i tribunali dei minori, perché c'è la scuola dell'obbligo, quindi l'obbligo di frequentare, ma se questi figlioli non hanno la salute per poter essere presenti a scuola, cioè diventa un turbinio di pesantezze per il malato e anche per i familiari.
E lo stesso anche per chi lavora, per gli adulti, quindi anche lì ci sono delle problematiche, non ci sono tutele a livello anche di INPS, non viene riconosciuta perché non ha una tabella da dire... Fa parte delle malattie rare? Ni, perché nessuno vuole prendersela in carico più di tanto. Diciamo Perciò non che... è né rara né attuale, cioè è nel limbo. E sono parecchi malati. Pensate. Non abbiamo ancora un censimento perché non avendo preso in carico la malattia non abbiamo un censimento, però abbiamo una legge, abbiamo un riconoscimento dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ancora dal 1969, quindi un bel po' di decenni fa, e ci sarebbe la pretesa, tra virgolette ormai, da parte dei malati e dei familiari di essere riconosciuti anche in Italia, perché sono riconosciuti in parecchi paesi del mondo e anche quelli europei. Abbiamo la Commissione europea che già nel 2020 sollecitava gli Stati membri a legiferare in merito, quindi se certi paesi dell'Europa viene riconosciuta e certi altri no, non è giusto, ci vuole un adeguamento su questo. I malati hanno bisogno di tutela e di avere specialisti nella sanità Rinaldo pubblica. da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi Ciao. ospiti. Buongiorno. Innanzitutto voglio salutare la Cristina che ha avuto questo ictus. Sabrina, Cara Sabrina. Sabrina, cara Sabrina, io avevo un cammino e sei 2 mesi che so io venire fuori, ho solo una gamba, che un fiatino variguara, che so io a mettere a posto. Abbi pazienza, devo il suo tempo, però so che ti sei una persona forte e senz'altro ti deve parlare. Ti dà l'appoggio di tutta la rete veneta, di tutte le persone che non ti conosce, però sei così, non ti sei sola, va avanti e ti auguro non tanto, di più, che ti possa venire fuori e star bene. E metterti a posto e cercare di migliorare, perché c'è possibilità. E allora so io provare nella mia pelle e vedo che con sacrificio, perché c'è tante robe, però va bene lo stesso, andiamo avanti lo stesso. E la vita purtroppo ti dà anche queste robe che qua, ti dà gioia, ti dà dolori, però anche se queste robe qua ti impari, ti vedi, e la gente che ti vuol bene, quella che veramente ti vuol bene, ti sei così. E Rete Veneta è tutta così. La Mirella che avevamo, perché la Mirella sapevamo chi era prima. E dopo in ogni modo io dico Cittadella, mi conosco Cittadella da tanti anni, ho tanti amici, ho Baggio, conoscevo Beniamino, quello degli Massat, venivo a Maial, ho fatto delle feste, è una bella città pulita, bella gente ricordiale, non capisco questi problemi, a parte che è Mirella adesso va io, tutti questi fiori giovani e bei qua su e giù. Ma non ha da fare roba del vicinato, ma se ti facciamo il controllo del vicinato e dopo una squadra dei fiori contro 6 e 7 veci, cosa ti fa? Non ti puoi difenderli perché non ti può né bastonarli né offenderli, e è una presa in giro. No? Quando che c'è una partita di calcio importante, c'è mie poliziotti, va bene, e non è i poliziotti da mettere sui paesi, sui cittadini. Noi mandiamo a Cortina i poliziotti, i vigili, mandiamo a Cortina ultimamente, ne partono diversi, guardate che è vero. Allora grazie Rinaldo, vorrei tornare dall'assessore appunto Filippo De Rossi per capire anche come è preso il commercio, questi commercianti che fanno molta fatica, anche loro hanno dei problemi enormi, gli affitti dei negozi, ecco, le spese, le tasse, ecco, pochi soldi sulle questi cittadini che fanno la spesa, li vediamo. Io ieri ero al supermercato e una volta i carrelli erano strapieni, guardate che adesso veramente, a parte qualche raro caso, è difficile vedere il carrello pieno. Ecco, cosa si può fare per tenere in piedi, ecco, queste piccole realtà veramente che abbiamo, perché la popolazione diventa sempre più diversamente giovane e proprio il negozio di vicinato è fondamentale. Com'è Cittadella? Esistono ancora queste realtà? Poche? Ecco, stanno anche loro soffrendo? Cosa ci dice, Assessore? Microfono, Assessore, microfono. Rispetto al... Intanto mi lasci salutare il signor Rinaldo che lo aspettiamo a Cittadella, ha citato importanti imprenditori cittadellesi e quindi lo attendiamo
il nostro amico Rinaldo da Venezia. E rispetto al fenomeno della desertificazione generalizzata dei centri storici, ecco, noi cerchiamo di contrastare questo fenomeno cercando di essere più attrattivi di altri, come dicevamo prima, il presidio della città, quindi trasmettere messaggi che a Cittadella il luogo è un luogo sicuro, vivibile, il decoro urbano come elemento, forma concreta di rispetto, ecco, non solo per chi abita la città ma anche per chi la visita. Oggi il nostro commercio di vicinato non possiamo pensare che possa essere diverso dalla congiuntura, dal trend della congiuntura nazionale negativa. Noi con eventi, con l'accoglienza turistica cerchiamo di essere attrattivi. Insomma, la novità di questa esperienza natalizia è la nuova apertura dell'area camper, che è un modo nuovo per essere attrattivi con i turisti, e devo dire che gli scontri sono oltremodo positivi. Cos'è che la preoccupa di più, Assessore, ascoltando questi commercianti? Perché anche loro ce la stanno mettendo tutte, in alcune realtà proprio supportano anche questi luminari, i costi, le iniziative, prego. Devo dire, la forma associativa è quello che li vede più coinvolti. Ecco, vedo una ripartenza nel ritrovarsi, nel condividere i problemi comuni, perché parliamo non solo di commercianti, ma parliamo di microimprese, piccole imprese che hanno problemi analoghi, e quindi anche solo il fatto di ritrovarsi assieme, pensare come contrastare il fenomeno. Ecco, un paio di settimane fa abbiamo presentato insieme alle associazioni di categoria del mondo del commercio un progetto sugli itinerari digitali per offrire al turista che arriva, che sale sulle nostre mura, ecco, di raccontare la città dal punto di vista commerciale. Quindi tre percorsi, 3 itinerari digitali che raccontano a chi viene esclusivamente magari per conoscere i luoghi della cultura, quindi dal camminamento di Ronda al nostro teatro sociale, al Museo del Duomo, ma per far capire che oltre ai luoghi della cultura del tipico visitatore che da Venezia passa a Cittadella per poi proseguire magari a Bassano del Grappa, per raccontare una città altra, una città diversa che vive anche di luoghi storici del commercio. Ecco, quindi progetti innovativi che cercano di dare proposte nuove e intercettare quel turista che, oltre a salire nelle nostre mura a 15 metri d'altezza, può percorrere anche nuove strade, incontrare nuove attività. Dietro a ogni attività c'è una famiglia, c'è una storia. I luoghi storici del commercio identificati dalla Regione Veneto, che raccontano 50 anni di storia delle nostre attività, ecco, vedo che per il turista e visitatore perlomeno c'è curiosità, c'è interesse e c'è voglia di conoscere queste attività. Adesso andiamo in pubblicità. Eccola qua. Allora, Maria Pia Cavallete, cosa stiamo vedendo, Presidente? Allora, qui è che con le piccole donazioni, anche piccole, fanno un gesto molto importante per poter supportare l'attività del comitato, che è di volontariato, ma le spese vive purtroppo ci sono, i viaggi per andare verso le istituzioni, eccetera, eccetera. Queste invece sono le speranze dei nostri malati, avere la legge, la diagnosi, una cura, la ricerca ILEA, che mi auguro vivamente che prima o poi questi pacchetti regalo si aprano e diano un senso e dignità alle loro sofferenze. E soprattutto che venga riconosciuta. Ma sì, ma abbiamo una legge dal 2015 della Regione Veneto approvata ma non messa in vigore, e quindi anche là dispiace. Abbiamo dei progetti di legge che sono partiti proprio dalla Regione Veneto, dove il primo firmatario di un progetto di legge era il dottor Villanova,
e un altro progetto di legge partito nel 2023 da parte della Lazzarini Arianna, onorevole, e anche lì si spera che prima o poi ci sia un input per andare avanti con questo iter legis, perché hanno bisogno. Ci sono malati che non possono andare in piazza a manifestare la loro precarietà di salute, non faranno mai le Paralimpiadi perché non hanno le energie per poter fare... Ma non riescono neanche a uscire di casa. Sai che fare... abbiamo aiutato una persona che tu conosci, che salutiamo, che non riesce neppure a stare in piedi? Perché i malati sono così, stradivano letto, o se una volta riescono ad andare a farsi una visita, dopo la patiscono per settimane, mesi, ma uno non può capire quanto vanno a peggiorare se fanno qualcosa i loro sintomi. Anche perché le prime volte sentivo appunto questo uomo che diceva non hai voglia di lavorare, non hai voglia di fare niente, non riuscivano a capire invece che c'era un problema all'interno di questa persona fisico, molto importante, fisico. Neurologico, neuroimmune, e quindi andare a stimolare e dire fai un pochino in più, va a peggiorare ancora di più perché c'è un malessere post sforzo. Se vai ad accentuare una sollecitazione sia fisica che emotiva che cognitiva, poi tutti i sintomi vanno a peggiorarsi e vanno a fare un crash. E come farmaci? Non abbiamo la cura ancora. Allora c'era questo un bel studio che è partito da Londra per trovare un marcatore. È stato fatto su una piccola cerchia di malati e adesso verrà fatto ampliato su più persone in modo da avere un riscontro maggiore. E trovare un marcatore sarebbe la cosa ideale, perché così se riusciamo poi anche in Italia verrà usato nei laboratori per poter avere una diagnosi più veloce, perché la diagnosi adesso per averla ci vogliono anni, si va per esclusione perché certi sintomi sono simili a tante altre malattie e quindi ci vogliono anni per avere una diagnosi. Perciò sperare è l'unica cosa che rimane al momento da fare. Adesso giustamente ci sarà anche un cambiamento in regione, vedremo anche i punti di riferimento che avrai per cercare di far capire che bisogna anche intervenire. Allora andiamo a vedere anche questo servizio dei commercianti Veneto Imprese Unite, per cercare di capire anche con l'assessore Filippo De Rossi come mai, per carità non è Cittadella, è Treviso, ma io ho vissuto questa realtà dei commercianti che nonostante abbiano dei grossi numeri non riescono a entrare in questo tavolo molto importante dove si ascoltano le grandi associazioni, mentre gli altri, anche se hanno dei numeri consistenti, non partecipano a questo tavolo. C'è sempre il re, la regina e i principini. Andiamo a sentire. Non siamo stati invitati ovviamente, altrimenti avrei novità da darvi, non ne ho, non abbiamo condiviso nulla, nessun progetto, siamo esclusi da qualsiasi tavolo, addirittura dal tavolo di attività produttive che dovrebbe essere mensile. L'esclusione dal tavolo a Cassugana con le associazioni di categoria per discutere delle nuove tariffe con un focus sui parcheggi lascia l'amaro in bocca a Nicoletta Piovesan. Non c'è nessun tavolo, non c'è nessun tipo di confronto e non riusciamo addirittura a portare a conoscenza del sindaco delle nostre idee. Evidentemente Veneto Imprese Unite non è considerata abbastanza, anche se abbiamo oltre i 400 iscritti e rappresentiamo realmente com'è il commercio di Treviso. Non siamo seduti dietro a una scrivania a fare teorie, abbiamo il commercio reale e concreto dei nostri cassetti e le lamentele dei clienti che sentiamo quotidianamente. Non capiamo assolutamente perché non siamo ascoltati. Le decisioni prese nell'incontro poco convincono Piovesan, a partire dalla reintroduzione della gratuità nella pausa pranzo. La giornata lavorativa, se deve essere a pagamento, che lo sia alle 12 ore, alla tariffa più bassa possibile. Non è corretto per il resto del commercio agevolare nessuna categoria, non escludere e non agevolare. Quindi siamo tutti nella stessa barca. La nostra proposta, visto che magari il sindaco Mario Conte ci ascolta, è quella di portare 7 giorni su 7 a pagamento, le 12 ore come hanno deciso, non solo la domenica pomeriggio ma la domenica mattina. È corretto ed è giusto che tutti paghino 365 giorni l'anno nella forma più economica.
Allora noi non entriamo nel merito, non vogliamo fare polemica, certo che il dato che emerge, e glielo posso assicurare, Assessore, che si fa sempre più fatica a entrare in certi tavoli perché sono sempre i soliti noti che partecipano. Non dico che sia dappertutto così, però la realtà è anche questa. Eppure i numeri sono importanti, sono commercianti che pagano le tasse, sono anni che cercano di investire anche per il bene del loro centro storico. Ecco, come commenta questo servizio? È il problema dei parcheggi, il problema veramente che hanno quasi tutti i centri storici, siamo veramente delle città a misura d'uomo, non c'è niente da fare, dei centri storici delicatissimi, e pedonalizzare diventa un punto di domanda enorme. Ecco, prego Assessore. Il centro storico dobbiamo sempre tenere a mente l'importanza degli equilibri. Equilibrio vuol dire evitare, abbiamo anime diverse che vivono nei centri storici, ci sono i commercianti, ci sono gli esercenti, quindi attività di somministrazione che hanno esigenze diverse dai commercianti, attenzione perché ci tengo a distinguere queste due categorie. Ci sono i residenti dei centri storici che tengono vivo il centro storico, perché è importante anche evitare la desertificazione dei residenti ai centri storici, vuoi per difficoltà di piani di recupero degli immobili, limiti logistici, lei citava i parcheggi ad esempio, ecco, equilibri anche in termini di sicurezza, di movida, di orari della musica. Quando parlo di equilibri è importante ascoltare tutti, ecco, il compito dell'amministratore è fare sintesi e sono convinto, adesso la voce, non conosco il contesto di Treviso che è completamente diverso dal centro storico di Cittadella, noi volenti o nolenti è un piacere, è un dovere ascoltare le nostre attività, ecco, sia sottoscritto che il sindaco, passeggiamo sui portici della città e ci fermano e l'incontro, il dialogo e il confronto è quotidiano. Noi magari quando si dice piccolo è bello, noi al di là delle grandi associazioni di categoria abbiamo anche una rappresentanza viva che si chiama Vivi Cittadella, che mette assieme tutti i commercianti del distretto del commercio, quindi il contatto è diretto, sono dei giovani rappresentanti, magari di commercianti di seconda e terza generazione, e quindi il confronto è diretto, quotidiano, dalle chat di WhatsApp Ma i tavoli importanti, fate partecipare queste associazioni, Assessore? Come, scusi? Ai tavoli importanti dove si decide veramente le iniziative, come muoversi, invitate queste associazioni che non sono quelle... Condividiamo il programma degli eventi, perché poi eventi è logistica, è chiusura del centro storico, è ascoltare anche proposte innovative, perché essere attrattivi vuol dire fare sempre... Andiamo anche le immagini nuove. Per cortesia di Cittadella dalla regia, che così intanto che parla l'assessore capiamo anche cosa sta facendo. Però Assessore, l'importanza è, come dice lei, trovare l'equilibrio, ascoltare un po' tutti, non possiamo sempre vedere questi contrasti interni che fanno solo male poi alla fine, perché danneggiano chiunque, non c'è niente da fare. Ecco, la critica, se è costruttiva, deve essere discussa all'interno di un tavolo dove si comprende tutti. Questo è quello che io penso nella realtà, indipendentemente di come ci si muove e cosa si dice. Cosa ne pensa? Vediamo anche le immagini. Prego, Assessore. Ma guardi, per l'esperienza di Cittadella abbiamo la richiesta diversa. Ascoltavo la negoziante di Treviso, io ho i commercianti che ci chiedono di vigilare sui parcometri, perché una mancata sanzione su un posteggio che resta in centro storico tutto il giorno toglie posto a un possibile cliente avventore che per la quotidianità, la vita frenetica richiama l'acquisto veloce, quindi la necessità del parcheggio comodo. Quindi io vivo un'esperienza diversa, vivo i negozianti di una via che mi chiedono la presenza della polizia locale per vigilare sui parcometri, perché un residente che lascia l'auto tutto il giorno in un'area adibita prevalentemente al commercio va a penalizzare quelle attività che non hanno il parcheggio comodo. Ecco, poi io invito tutti invece a farsi anche una passeggiata, perché il nostro centro storico
a 500 metri abbiamo parcheggi fruibili e disponibili, quindi ecco, l'abitudine, la fretta nostra quotidiana di avere la necessità di parcheggiare davanti al negozio è proprio a volte anche un limite nostro che dobbiamo superare, ecco, noi come consumatori, lasciando l'app dell'acquisto sul telefonino in tasca e incontrare e uscire di casa, fare una passeggiata nei portici e incontrare le nostre attività. Ma non so, si parla sempre di più di intelligenza artificiale, di spese a casa, stai a casa, ti porto tutto a casa, non c'è nessun problema. La vedo dura, sa Assessore, guardi, la vedo veramente dura perché la popolazione è sempre più anziana, diversamente giovane, come li chiamo io, con tanti problemi. Non so dove andremo a parare. Vedremo, ecco, soprattutto le infrastrutture, ecco, questi mezzi per spostarsi non è che siamo così agevolati. Bisogna tenere conto anche di tanti fattori però, Assessore, e soprattutto di questa popolazione diversamente giovane, perché questa è la verità. Grazie. Come ci saluta, Assessore? Con quale messaggio? Prego. Li invito a vivere i luoghi dell'incontro, non solo a Cittadella, ma a vivere i nostri centri storici, a ritrovarci, a lasciare i telefonini a casa e incontrarci con gli amici e la comunità in questo periodo natalizio. Per essere un periodo di festa, auguro salute e sorriso a tutti i telespettatori di Sveglia Veneti. Buon Natale, buon Capodanno, perché Cittadella quest'anno torna a vivere il Capodanno, quindi nella scelta degli eventi nei centri storici, ecco, guardate anche la programmazione dell'amministrazione comunale di Cittadella. Grazie veramente, grazie. Salutiamo Filippo De Rossi, Assessore al Commercio e Turismo di Cittadella, mentre Maria Pia Cavaletta rimane qui con noi. Grazie Assessore. Pubblicità. Grazie a voi. L'allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì quando da Campo San Martino è arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri la telefonata di un cittadino che segnalava 2 giovani armati di fucile e pistola a girarsi nel parcheggio vicino all'istituto comprensivo di Via De Gasperi. Arrivati sul posto, i militari hanno notato i 2 segnalati e l'auto di uno dei 2, un 19enne. Il giovane è stato fermato e l'auto sottoposta a perquisizione. Nel bagagliaio i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno trovato e sequestrato 2 scatole con all'interno un fucile e una pistola da soft air, entrambi privi di tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di porto abusivo di armi. Allora, prima di presentare il gradito ospite Paolo Tonin, vice sindaco di Campo San Martino, Padova, sentiamo Bruno da Asolo. Ciao Bruno. Bruno? Niente, proviamo a riprendere Bruno, intanto salutiamo Paolo Tonin, grazie veramente Presidente di essere qui con noi, Vice Sindaco di Campo San Martino, no Presidente. Ecco, abbiamo visto questo servizio, ma cosa sta succedendo nei paesi? Tra furti, aggressioni, ecco, non si riesce più a capire come mai non si possono fermare queste persone, bisogna cambiare le leggi, speriamo che le cambino, perché Tonin quasi dura da andare avanti, veramente la paura regna sovrana ormai, non più fuori ma neppure in casa. Come vede la situazione, Tonin? Tanto buongiorno Mirella, a te e ai tuoi telespettatori. Per me è un gradevole ritorno tornare a dialogare con voi. Cosa succede nei paesi? Ma purtroppo questo momento qua dove i giovani sono abbandonati molto spesso e volentieri ai social, a queste situazioni, vengono su con delle mentalità forse anche sbagliate. Adesso quello che è successo nel mio paese, nel nostro comune, è una roba abbastanza nuova, diciamo. È stata una sorpresa anche per noi, per me, leggere dai giornali sto fermo di questo giovane, insomma, che girava con delle armi, magari giocattolo o poco più, però insomma sempre armi sono, e grazie a Dio che vengono anche intercettati e segnalati, insomma, ecco, vuol dire che le nostre forze dell'ordine comunque sono attive e sono molto ben presenti.
Sì, pensavo c'è un problema però, Tonin, che una volta che le forze dell'ordine anche arrestano, ecco, anche in flagranza questi, poi alla fine non è che succeda più di tanto, dopo poche ore li vediamo fuori che tranquillamente, ecco, liberi, oppure appunto questi braccialetti che non funzionano, oppure arresti domiciliari, poi sappiamo come va a finire. Non le sembra che questa destra della quale voi fate parte anche del governo dovrebbe agire, ecco, un po' più con decisione, perché veramente la gente è stanca, la gente non ne può veramente più, cioè la gente non può pagare le tasse e anche difendersi, c'è qualcosa che non funziona. Cosa dice Tonin? Beh, io dico questo, cioè, sicuramente il problema c'è ed è molto sentito, ma purtroppo quando noi vediamo che vengono fermati, arrestati sti giovani e poi il giorno dopo li troviamo a circolare di nuovo nei nostri territori, credo che questo sia un problema davvero della magistratura, perché le leggi ci sono, se però noi li affrontiamo in maniera così bonaria e ovviamente non riusciamo a risolvere il problema, Mirella. Ho capito, però Tonino, ho parlato con un giudice perché veramente di cose ormai siamo anche stanchi di vedere questi esempi negativi. Il problema, lui dice una cosa però importante, è il legislatore, ma andate a prendervela con lui. Noi mettiamo in pratica quello che abbiamo, le leggi che ci sono, che poi siano interpretazione o non interpretazione, però sono quelle le leggi che hanno fatto, che il legislatore ha fatto, perciò andate a prenderla col legislatore. Qua non si può dar torto, allora vuol dire che qualcosa non funziona. Maria Pia Cavalletto, cos'è la sicurezza anche in quanto, ecco, come malattia? E volevo appunto che Paolo Tonin conoscesse questa donna, questa guerriera che sta cercando di portare avanti, ecco, delle battaglie importanti per la salute pubblica, poi alla fine, ecco, con questa malattia che non è riconosciuta. Prego Maria Pia. Beh, il fatto che non è riconosciuta bisogna mettere anche un punto di discussione. Si va a sollecitare ancora di più la spesa pubblica sanitaria. Perché? Perché i malati non seguiti vanno a caso a fare esami per indagini varie e quindi vanno a caricare ancora di più la spesa pubblica. Gli stessi vanno in cerca della medicina privata, dei medici privati, e questo va a impoverire queste famiglie che non riescono più a tenere a bada. Fermo un secondo perché abbiamo Bruno da Asolo che ha preso la linea, poi riprendiamo. Vai Bruno. Allora, io ho telefonato perché da 15 giorni sto cercando di farmi il vaccino. Dal medico è più di un mese. Allora ho telefonato perché da 15 giorni che cerco di farmi il vaccino. Ma sei andato in farmacia perché in farmacia lo fanno? No, guardi, ho fatto 4 farmacie anche questa mattina. Asolo, Maser, Casella. Ma non ne hanno allora? Non hanno, e che uno c'è dopo un'altra farmacia che ce l'ha ma lo vende, non lo fa. Il medico è da quasi 2 mesi che non ce l'ha più e tutto il giorno dicono vaccinatevi, sì, ma dove? Bravissimo Bruno, ti ringrazio per questa informazione che hai dato, poi la verificheremo perché c'è qualcosa che non torna. So che c'è stata una grande campagna anti-influenzale proprio con i vaccini, sentiremo qualcuno degli addetti ai lavori, anche con i nostri, ecco, giornalisti, per vedere cosa rispondono a Bruno da Asolo e tutte quelle persone che non riescono magari in quella zona. E sì che Asolo era quella che si vaccinava meno, mi sbaglio, ma forse era col Covid era stato anche così, c'erano poche vaccinazioni ad Asolo. Adesso qualcuno vuole vaccinarsi, non trova il vaccino, vaghene fuori. Grazie Bruno, veramente grazie per l'informazione che hai dato, poi la verificheremo anche con le farmacie. Allora saluto anche e ringrazio un'altra ospite gradita che è Maria Giovanna Coletti, Presidente Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore. Grazie anche a lei professoressa di essere qui, grazie Presidente. Allora prego Maria Pia, che stavi terminando, spieghiamo anche di cosa si occupi perché magari Paolo Tonin e la Presidente non sa di cos'è questa malattia che è. Allora, encefalomielite mialgica, sindrome da fatica cronica, che non c'entra, non è la stessa cosa di stanchezza cronica, che è solo un sintomo. Questa invece è una malattia neuroimmune cronica neurologica. Presenta una serie di sintomi
molto pesanti e invalidanti, e invalidano proprio la vita quotidiana del paziente, con un estremo affaticamento, un mal di gola, una sensazione simile influenzale ma che dura anni, un linfonodi ingrossati, un dolore muscolare articolare, cefalea, il sonno non ristoratore, l'inversione del ciclo circadiano sonno-veglia, il PEM, malessere post sforzo, che quindi va ad accentuare ancora di più i sintomi e perdura per settimane e mesi, POTS, quindi la problematica di posturale ortostatica. Quando stanno in piedi parecchio va la tachicardia a parte, e se invece stanno sdraiati si abbassa il battito cardiaco. Bisogna stare tranquilli, sereni, alzati, alzati. Divano, letto. Allora Paolo Tonin, ecco, questa sanità per certi veramente incredibile, soprattutto sentiamo, ecco, come mai che mancano sti vaccini, lei ne sa qualcosa? Il suo paese, Tonin, ci sono i vaccini? Sabato scorso non ho mai avuto problemi e c'era la fila, da noi non è assolutamente sentito questo problema, anzi c'è un invito ai cittadini di andarsi a vaccinare, perché sembra che questa influenza quest'anno sia abbastanza pesante, quindi credo sia davvero da invitare le persone ad andare. Certo che se in certe zone non si trovano bisogna analizzare bene le cause, perché a me non risulta questa mancanza. Eppure ha sentito che ha girato 3-4 farmacie e tutti sono provviste, se no solo a pagamento in una. Allora saluto e ringrazio anche la Presidente Maria Giovanna Coletti. Presidente, mi dispiace perché non abbiamo nessuna immagine di Pieve di Cadore come al solito, purtroppo, e mi dispiace molto perché la trovo, ecco, un'oasi bellissima da vedere, proprio questa chicca che abbiamo le meraviglie, però non riusciamo a vederle o poco. Allora, come funziona? Allora, cos'è questo centro studi Tiziano Cadore? Visto che non abbiamo immagini, cerchiamo di parlarne. Prego. Tutti sanno che Tiziano nasce a Pieve di Cadore e che nel 2003 viene costituito un centro studi, non avendo, diciamo, una collezione di opere di Tiziano, perché come sa le opere di Tiziano sono costruite nei grandi musei. Allora, su indicazione di un grande studioso, Francesco Valcanover, la magnifica comunità di Cadore apre un centro studi, costituisce un centro studi che ha un'importanza internazionale perché è dotato di un comitato scientifico veramente importante, di figure autorevoli, e quindi con loro stiamo facendo tutta una serie di progetti per legare il territorio, quindi le Dolomiti e soprattutto, pensate, il paesaggio, che è un altro tema della nostra ricerca. Adesso stiamo avviando una ricerca molto importante anche parallelamente ai Giochi Olimpici, quindi il paesaggio in Tiziano, per dimostrare come Tiziano sia stato anche innovativo nel concetto del dipingere l'uomo e la natura. Quindi questo è molto importante, e stiamo anche lavorando sul territorio, non solo a livello internazionale ma sul territorio, e ci dedichiamo a 2 province, che sono la provincia di Belluno e la provincia di Treviso, dove ogni estate organizziamo una serie di eventi in diversi luoghi, quindi siamo in accordo con gli enti locali, con le diverse istituzioni, con il volontariato. Immaginate una, diciamo, carovana festante che tocca tutti i luoghi importanti, anche le terre natie. Il progetto Terre Natie proprio è stato così avviato e noi lo riempiamo di contenuti. Per terre natie si intende la terra di Giorgione, di Canova e di Tiziano, quindi mettiamo insieme Castelfranco, Possagno e Pieve di Cadore. Pieve di Cadore poi sta facendo delle operazioni molto importanti, il restauro della casa, che merita una visita, della casa natale naturalmente, dove sono state abbattute anche le barriere architettoniche, dove in linea con i giochi paraolimpici, e poi c'è stata la riapertura
del caffè storico, uno dei pochi caffè storici italiani che porta il nome di Tiziano, aperto negli spazi quattrocenteschi, quindi credo che Pieve di Cadore valga veramente una visita. Sarebbe stato anche vedere qualcosa di tutto quello che ha raccontato, visto che le iniziative sono state notevoli e importanti, però non abbiamo nessuna immagine. Detto questo, ritorno da Paolo Tonin, specialmente questa nuova giunta che verrà presentata questa mattina, e soprattutto capire, ecco, l'importanza di dare una svolta a Tonin, di far capire che anche noi abbiamo bisogno di una svolta perché qualcosa non funzionava. Ecco, come sarà questa giunta da uno storico della Lega come Paolo Tonin? Ecco, come si è pescato? Sembra che questo professor Gerosa, che ho avuto l'onore di avere ospite più volte, ed era una persona veramente, è una persona squisita, molto umile, molto sul pezzo. Ecco, magari qualcuno dirà finalmente a persona giusta sua poltrona giusta, visto che si occuperà di sanità, senza togliere niente, per carità, a quelli di prima, per carità non venga fuori una polemica, tutti bravi, tutti attenti, però è giusto dire anche quello che è di Cesare, perché la competenza, specialmente in una regione dove arrivano una montagna di soldi, decisioni fondamentali, importantissime, è molto importante. Come la vede Paolo Tonin? Sicuramente l'arrivo di un personaggio noto nazionalmente ma anche internazionalmente come il professor Gerosa credo sia sicuramente una chicca per il nostro Veneto, diciamo. Quindi ringrazio davvero Stefani di aver fatto questa scelta qua, perché credo sia davvero importante mettere le persone competenti di un determinato settore nel loro settore, e nessun altro come uno che esercita la professione all'interno di queste ULSS possa capire quali sono le problematiche. Quindi poi sai Mirella, noi stiamo ancora pagando lo scotto di quello che è stata quella tragedia che era il Covid, insomma il periodo del Covid, dove si sono accumulati ritardi che ancora adesso si stanno smaltendo. Quindi devo dare merito anche a chi ha lasciato l'incarico di avere operato in una situazione che davvero era di grande emergenza. Nonostante questo, credo che la sanità veneta sia confermata sicuramente fra le migliori, insomma proprio è di questi giorni il riconoscimento all'ospedale di Cittadella e di Montebelluna. Voglio dire, davvero noi abbiamo dei valori aggiunti rispetto ad altri. Questo sicuramente non basta. Bisogna migliorare perché il disagio c'è, prenotare visite ed essere rinviati a mesi o addirittura ad anni è una cosa che sicuramente non è accettabile. Però credo di poter dire che stiamo andando nella direzione giusta e l'inserimento del professor Gerosa sicuramente è la direzione. È vero Paolo Tonin, lei è una persona molto schietta, altrettanto lo è Mirella, perché si sente molto parlare di due leghe, la Lega di Zaia e la Lega di Salvini. È così o c'è solo una Lega sola? Dai Paolo, dai, sentiamo dalla viva voce di Paolo Tonin cosa ci racconta. Allora, le due leghe. Allora, sicuramente nel Veneto credo sia stata dimostrata una cosa estremamente che la Lega degli amministratori, di coloro che fanno le cose, ecco, è la Lega che ha il Consiglio. Quindi credo che la vittoria di Stefani e del centrodestra in Veneto sia comunque così da scrivere, diciamo, principalmente a una persona che si chiama Luca di nome e Zaia di cognome. Diciamo, la differenza che la Lega è riuscita ad avere nel Veneto ha un nome e cognome, secondo il mio punto di vista, si chiama proprio Luca Zaia. Complimenti anche all'innovazione, cioè al nuovo presidente, l'amico Stefani, che io conosco molto bene, anche perché siamo contermini. Lui era sindaco di un paese, di un comune qui contermine al mio, e quindi sicuramente persona nuova, capace, che vede anche molto bene il futuro. Ma il consenso della Lega in questa tornata elettorale ha un nome e cognome, secondo il mio punto di vista, e si chiama Luca Zaia. Sandra quindi... da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Volevo quella malattia, la signora che è a fianco a te,
ci sono talmente tante malattie, Mirella, rare, che ogni giorno ne senti. Speriamo che la ricerca, la buona volontà dei ricercatori, sia italiani che esteri, perché mio marito ha una malattia rara, è stata scoperta perché una mia cognata ricercatrice in America l'ha scoperta e sono 50 anni che è stata scoperta, non tanto. E non ci sono cure, non ti porta alla morte, però ti porta a un irrigidimento dell'alto, sia inferiore, polpaccio o la spalla, non tocca il cervello e speriamo, Mirella. Poi faccio tanti auguri intanto per sta ricerca e mi dispiace per le persone che purtroppo sono affette e penso che sia veramente deleterio. Per quanto riguarda Pieve di Cadore, io la conosco e è gioiellino, perché io ci andavo anche da giovane, tra un giro, una volta mi ricordo abbiamo trovato una pensione tra ragazze che siamo state da Dio, perché sai in montagna si mangia e devo dire che noi abbiamo dei posti stupendi che è giusto mettere in risalto, perché non c'è solo Cortina, Mirella, ci sono posti veramente anche piccolini che sono coccoli, ecco. Poi volevo dire un'altra cosa, io ho fatto il vaccino anti-influenzale che è gratis, perché avendo un'età non diversamente giovane, me l'ha fatto la farmacista. È chiaro, deve fissare l'appuntamento, perché non è che tutti i farmacisti possono fare questa iniezione, che poi posso dirti, Mirella, è una stupidata, però va bene. Però io dico, allora che se lo faccia dare da una farmacia e poi che se lo fa fare da qualcuno che sa fare iniezioni, è una stupidata. Io anni fa ero in ritardo, ho preso il vaccino, Mirella, me lo sono fatto io. No, ma lui l'ha detto, Sandra, ha detto dove sono andato, ce n'era una che era a pagamento, si vede che Bruno non vuole pagare il vaccino, vuole farlo gratuitamente. Allora vedremo come andrà a finire. Grazie Sandra, grazie per quello che hai detto. Allora Presidente, veramente quanto importante è, e qua bisogna anche capire l'importanza di quello che abbiamo sentito con la Presidente Maria Giovanna Coletti, la promozione del territorio, ecco, credere nella cultura, e qua bisogna essere vicini agli amministratori, bisogna che capiscano l'importanza della cultura, è fondamentale avere la politica anche dalla propria parte per la promozione del territorio. Cosa dice Presidente? Certo, ha perfettamente ragione, è fondamentale, soprattutto nei momenti di grande cambiamento come quello che stiamo vivendo e guardi la crisi della montagna, ecco, le azioni strategiche, la consapevolezza diventa fondamentale e questa si acquisisce attraverso un processo culturale. Quindi la cultura deve essere trasversale e noi portiamo anche modelli di rigenerazione, perché per il contemporaneo, ricordi che la nostra fondazione si chiama Centro Studi Tiziano e Cadore, proprio per quelle Cadore abbiamo deciso di puntare verso il problema dell'abbandono. Quindi le politiche di rigenerazione culturale per noi diventano importanti, sono delle strategie innovative e siamo stati anche seguiti proprio dall'Istituto Alpino del Politecnico di Torino, quindi esperti proprio nelle realtà di montagna, nelle realtà alpine. Ecco, tutta l'Italia si sa che è prevalentemente montuosa e quindi con tutti i problemi che ne derivano. È una sfida, ma noi essendo un'istituzione culturale che cosa facciamo? Agiamo sulla consapevolezza. Su questa istituzione culturale, Presidente, quanti giovani ci sono? Come dice? Su questa istituzione culturale, quanti giovani ci sono? Ah, pochissimi giovani, purtroppo. I soci, naturalmente i soci, abbiamo qualche giovane, stiamo festeggiando anche l'ingresso di un giovane socio, perché la quota associativa per essere socio sostenitore è abbastanza alta, quindi non tutti se lo possono permettere, i giovani meno abbiamo soprattutto istituzioni, abbiamo le grandi aziende dell'occhiale che a suo tempo hanno proprio partecipato. Comunque i giovani progetto. ce ne sono, ma pochi anche da voi.
Abbiamo Certo. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto tutti i tuoi ospiti. Dunque, tornando al discorso della sicurezza di questi continui furti in abitazioni e la mancanza di sicurezza che c'è, ma io mi chiedo, non abbiamo un Presidente della Repubblica, un Ministro della Giustizia Nordio, dovrebbero cercare di dare una mossa al Parlamento, di cominciare a fare delle leggi severe. E se non, perché non fanno questo? Io mi chiedo, e volevo sentire un parere anche dei tuoi ospiti. Grazie. Sarà fatto subito, caro Livio. Allora partiamo con Paolo Tonin, vice sindaco Campo San Piero. Allora, questa sicurezza che veramente il cittadino comincia a sudare quando si fa questo nome, per la Lega, per il centrodestra, cos'è la sicurezza? Microfono. È una cosa abbastanza complicata da sistemare, diciamo, perché la delinquenza c'è. E allora questo confronto che c'è fra le leggi attuali, io, dal mio punto di vista credo che le leggi si tratta di applicarle nella maniera dovuta, Mirella. A volte non sempre purtroppo è così, no? C'è questo filone del buonismo dove sono ragazzetti che sbagliano e così via. Non è così, la percezione effettivamente è molto forte della insicurezza che viceversa c'è. Allora cosa fare? Le leggi. Noi vediamo che ogni qualvolta si tenta di fare una legge un po' restrittiva c'è l'insurrezione immediata di non approva perché c'è il fascismo, l'ambiente, cioè bisogna essere Va via la voce Paolo, va via la voce. Perché sono collegato col telefonino e quindi mi Vedo arriva io che c'è un collegamento traballante. Quindi così, oggi va così Mirella, porta pazienza. Va così, però quello che io volevo anche capire, perché è importante questo, noi dobbiamo dimenticarci che queste persone sono pagate dai cittadini italiani, Paolo Tonin, e prendono anche tanti soldi. Allora io penso che come quando decidono qualcosa di importante per loro, devono anche decidere qualcosa di importante per i cittadini, che è la sanità, la sicurezza, che sarebbe il sociale. Tutti questi fondi del PNRR che sono stati dirottati perché erano stati destinati al terzo settore e hanno preso altre vie, fa molto male, e fa molto male vedere questo volontariato che deve girare col commercialista e pagare per fare i volontari, con una montagna di burocrazia che veramente sta distruggendo il mondo del volontariato. Non penso che la Lega, cielo duro cielo puro, dovrebbe intervenire e fare qualcosa, visto che il volontariato è stato quello che ha tenuto in piedi ma veramente tenuto in piedi questo paese proprio con la pandemia, che ha rischiato la pelle, perché andavamo noi nelle case a portare le medicine, la borsa della spesa, a vedere come stavano le famiglie, ed essere penalizzati in questa maniera. La Lega, e io penso che anche Alberto Stefani dovrà dare veramente un colpo a queste associazioni per far capire che veramente non possiamo continuare in questa maniera. Cambiamo continuamente nome, abbiamo più responsabilità e dopo ci troviamo a pagare per fare i volontari, a fare stage, delle cose veramente, io non dico per carità che non devono essere fatti, ma vediamo chi deve fare questo e chi non lo deve fare. Possiamo fare un minestrone, cosa dici Paolo? Guarda, con me Mirella sfondi una porta non affondata. Io mi trovo a fare il settore sociale alla sanità, quindi è proprio il settore che tocco con mano costantemente tutti. Dire questo, uno dei punti, anzi il primo punto proprio del programma elettorale del neopresidente Stefani è stato proprio quello del sociale. Una delle prime cose che lui ha dichiarato è di intervenire appunto nel mondo del volontariato. E quindi credo che da questo punto di vista inizia davvero una nuova epoca con la nuova giunta Stefani, diciamo. Quindi sono molto speranzoso perché ce n'è, come dice te, una grossa, grande necessità, perché è vero che il volontario deve essere agevolato e non fermato e non rallentato.
No, anche perché Paolo Tonin, penso che se colpiscono il mondo del volontariato fanno male a se stessi, perché se non hanno più questo mondo fatto da queste persone, e quasi tutte, guardate, diversamente giovani, perché vediamo pochi giovani nel mondo del volontariato a parte qualche rara realtà, ecco, non so dove andrete a parare, perché anche voi amministratori, quando avete bisogno, la prima cosa, alzate il cellulare e chiamate i volontari, l'associazione, le Proloco, tutto quello che vi serve. E forse vi abbiamo viziato un po' troppo, Paolo Tonin, forse vi abbiamo viziato un po' troppo con questo sempre dare invece di ricevere qualche volta. Maria Pia Cavallete, cosa vorresti chiedere? Visto che lui ha parlato di responsabilità che ha sulla sanità, ecco, casomai, se Paolo me lo permette, poi posso dare i tuoi numeri, Paolo, a Maria Pia Cavallete, perché ha bisogno veramente di essere sostenuta. Prego, Maria Pia. Più che altro bisogna sostenere questi malati, perché sono proprio dimenticati. Gente che sta veramente tanto male e non ha la possibilità di curarsi. Il sociale, il volontariato, se noi diamo il tempo per queste persone, non possiamo toglierlo per poter seguire, come hai detto te, la burocrazia e via dicendo, perché il tempo che doniamo per il volontariato, per le persone direttamente, è prezioso, quindi anche lì bisogna stare attenti a non oberare di regole queste associazioni che hanno l'intento di dare una mano al prossimo. È molto importante quello che hai detto, perché veramente io penso che tutte le associazioni abbiano diritto di rispetto, essere ascoltati, partecipare a questi tavoli, perché sai Paolo Tonin, anche in regione non era così semplice. Ad esempio io ho avuto un contrasto con Beth, che tu conosci benissimo, perché avevo un'associazione che è proprio quella di Maria Pia, che lei, perché non aveva i 10 numeri, 10 persone che facevano parte del comitato, non poteva sedere al tavolo regionale per portare avanti questo problema. L'ho detto a Beth e lui ha detto no, non è possibile Mirella, non è così. Ho detto vai a verificare, infatti avevo ragione io, perché avevo Maria Pia Cavalletta a fianco e lei non ha potuto partecipare. Ma allora io mi chiedo, vale di più la competenza o vale di più il numero? Perché se ho 5 persone tutte competenti rispetto a 10 che magari non sanno neanche perché sono sedute là, cioè conta di più in politica il numero o le persone e la preparazione? Beh, oddio, dovrebbe contare di più la professionalità e la preparazione, ma anche i numeri hanno la loro importanza perché cioè, indubbiamente per ottenere insomma, le decisioni bisogna essere in maggioranza ed essere prevalenti rispetto a chi ha opinioni diverse, no? Detto questo, io credo che sia fondamentale per il mondo pubblico, Mirella, avvalersi del volontariato. Cioè, sicuramente non saremmo in grado, nessuno, di affrontare le tematiche se non ci avvaliamo veramente dei collaboratori. Il mondo pubblico da solo non ce la fa, per cui porte aperte davvero e aiuto massimo al volontariato, perché è fondamentale. Credo che però parliamo di Veneto e nel Veneto siamo all'avanguardia assolutamente nel volontariato. Proprio per questo devo dire, cioè, bisogna sburocratizzare al massimo tutte le operazioni. Poi alcune cose sono necessarie, perché non è che possiamo così essere anarchici, diciamo, ognuno fa quello che vuole, no? Un po' di coordinamento ci sta e ci vuole, ma indubbiamente bisogna sburocratizzare al massimo. E su questo io mi sono sempre impegnato per questo e credo che continuerò a farlo. Allora andiamo ancora a Campo San Piero per vedere anche la sicurezza. Ecco, questi coltelli che giravano, come avete sentito anche il vice sindaco Paolo Tonin ha detto non avremmo mai immaginato di trovarci in certe situazioni, invece cominciano anche i paesi a avere dei grossi problemi anche se sono piccoli. Andiamo a vedere lite coltelli Campo San Martino. Un litigio per futili motivi tra i tavolini di un bar di paese, attimi concitati, quelli vissuti all'interno di un esercizio commerciale di Campo San Martino, dove un 70enne ha chiamato i carabinieri perché era stato minacciato con un coltello da cucina da un suo conoscente. Quando i carabinieri di Tombolo sono arrivati sul posto hanno trovato e bloccato un 69enne dell'Alta Padovana che è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo d'armi. Il pensionato aveva un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri che aveva nascosto in macchina prima dell'arrivo dei militari dell'Arma. Ignoti i motivi della lite furibonda degenerata nelle minacce e nella tentata aggressione.
Abbiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buona giornata a tutti. Grazie. Volevo dire che parliamo sempre di come si chiama l'ultimo che è stato trattato. Scusami se casca il telefono e per terra. E parliamo sempre di come si chiama riguardo all'ordine pubblico, ecco, la sicurezza, e quando insomma sarebbe molto utile di parlare di lavorare in sicurezza, sia per quanto riguarda l'ordine pubblico sia per quanto riguarda il lavoro di ogni giorno, che sia con i disabili, che sia nelle fabbriche, che sia in qualsiasi posto di lavoro, parlare di sicurezza anche là. Poi nel primo tumore sono stata operata a Pieve de Cadore, sono stato 3 volte a Pieve de Cadore all'ospedale, avevo 50 anni e per fortuna era operabile, e insomma quello ho sistemato così, e adesso ho l'altro che non è operabile, per essere accorti tardi perché prima non si vedeva. Allora, cosa è che volevo dire? Anzi, per quanto riguarda i vaccini, mi vengo chiamata, sarà anche su una situazione particolare, vengo chiamata dal mio medico di base, mi avvisa, che lo vedo abbastanza spesso ultimamente, e non solo, e vengo chiamata per fare il vaccino dell'antinfluenzale, per fare il vaccino del Covid, e mi fa il mio medico di base. E anche sostenuto da un infermiere, che è sempre un infermiere in turno, che il Covid lo fa il medico, però l'influenzale poi fanno anche l'infermiere, e ho mutuato e vengo avvertita che è il vaccino che ma non funziona purtroppo, grazie Paola, grazie anche per la telefonata, non funziona purtroppo così dappertutto, c'è un'informazione che dovrebbe essere, ecco, più trasparente, più lineare. Io ho continuamente persone diversamente giovani, e voi lo sapete perché li sentite, che mi chiamano per avere informazioni, non sanno a chi rivolgersi, non riescono ad operare questi nuovi strumenti, non ce la fanno. Ecco, anche questo, Sindaco Tonin, è un problema, ecco, questa ultima generazione, poveretti di centenari ormai, ma che sono ancora in grado di capire, noi ne vediamo tantissimi, però hanno bisogno di un supporto. Anche qua il sociale dovrà prendere una svolta, non ce la fa, case di riposo e RSA non ce ne sono, se ci sono non abbiamo il personale, se vuoi essere curato subito devi andare nella sanità privata e pagare, allora viene fuori il medico, viene fuori tutto, cioè qualcosa bisognerà pur cambiare anche da parte della Regione Veneto, dove arrivano veramente una montagna di soldi. Prego, Tonin. Sì, io credo che allora nella sanità ci sono però delle innovazioni che dovrebbero arrivare anche grazie proprio, come dicevi prima, al PNRR. A breve, cioè noi nel mio comune inaugureremo la nuova casa di comunità, diciamo, no? Dove sarà in piccolo un pronto soccorso dove la gente H24 potrà recarsi per trovare assistenza, per svuotare intanto l'affollamento presso i pronti soccorsi, no? E troverà l'assistenza così immediata. E dove trovate i medici e gli infermieri che non ce ne sono? Beh, lì ecco, la cosa dovrebbe funzionare in questa maniera qua. Le case di comunità dovrebbero riguardare un territorio, un determinato territorio, e i medici di base dovrebbero dare parte del loro operato in questa casa di comunità per garantire l'H24, diciamo, o l'820, adesso non è ancora ben definito. La faccenda, però diciamo che dovrebbe essere i medici di base che si coordinano in questo senso qua. Credo che non sarà semplice, se voi che te l'ho messa in premessa, perché alcuni non sono d'accordo. No, non vogliono proprio, li ho avuti anch'io, non vogliono saperne. Ecco, sì, da noi che
abbiamo dei medici di base abbastanza giovani. Ma Paolo Tonin, adesso a mente fredda, serviva veramente smantellare tutti questi ospedali grandi, piccoli, per creare altre strutture, perché col cemento si fa presto a prendere i soldi del PNRR, tanto è vero che molte case, diverse case comunità sono pronte ma sono vuote dentro perché non ci sono le persone da mettere. Forse andava più veramente supportato il servizio alla persona con le figure, cioè io non riesco a capire, ma chi se ne frega del letto d'oro se non ho il medico e l'infermiere, Paolo Tonin? Ma chi se ne frega dello stabile nuovo se mi ha smantellato l'ospedale e non riesco più a gestire le storie perché i problemi sono enormi? Ma perché la Francia ha dimostrato che le case di comunità sono state un fallimento e noi le abbiamo riproposte solo per avere subito i soldi del PNRR? Non era esclusivamente per quello, non è che, voglio dire, il Covid anche in questo caso ha fatto da premonitore, no? Voglio dire, dov'è il problema? La territorialità dei medici di base che purtroppo in certi casi viene a mancare o sono sovraffollati anche loro e così via. Quindi io sono d'accordo però su questo nuovo modello che si propone, perché effettivamente se si riesce a farlo funzionare, che metto il se davanti, sarà però un gioiello, sarà la possibilità di trovare nel proprio territorio l'assistenza necessaria. Ecco, perché uno che prova ad andare in pronto soccorso e deve stare là una giornata, per avere magari una risposta che può ottenere in 5 minuti da un'altra parte, credo se ne renda perfettamente conto di questo. Quindi certo che la roba va coordinata. Io ti dico, conosco personalmente due casi nel nostro territorio qua dell'Alta Padovana, sono Vigonza e Carmignano di Brenta, sono partite e sembra che stiano funzionando. Allora, voglio dire, bisogna essere critici in partenza, bisogna trovare delle soluzioni. Ma Paolo, non è questione di essere critici, è che noi guardiamo i numeri. Uno scienziato mi ha detto, lei Mirella si faccia dare sempre i numeri, nel senso che non abbiamo i numeri, abbiamo i medici che sono andati in pensione e sono tantissimi, abbiamo ancora carenza di medici di base perché telefono alla mattina alle persone che non hanno ancora il medico di base, gli infermieri mancano. Allora, se non arriva la lampada di Aladino e Mago Merlino, dove andiamo a trovare questi numeri? Che addirittura i direttori dell'RSA stanno andando all'estero per cercare di trovare infermieri, per trovare personale che non si trova, perché non c'è, Paolo, non c'è il personale. Manda io, Mirella, perché manca il personale? Perché mancano i dottori e mancano gli infermieri, Mirella? Perché? Perché? Quando una volta c'erano, perché abbiamo adottato negli anni passati, e le colpe sono, non ne faccio un motivo politico, ma le colpe sono le più varie dei vari governi e così via, principalmente alcune aree di governo, e poi devo dire anche questo, che hanno bloccato i numeri chiusi, bloccato le iscrizioni e tutte queste robe qua. È chiaro che adesso ne stiamo pagando le conseguenze, ma ci sono delle chiare responsabilità che provengono dal passato per questi motivi qua, Mirella, e credo che si stia tentando di risolvere questi problemi qua. Certo che non lo fai in un'ora e neanche un minuto. Oddio, sei anni veramente che aspettiamo, Paolo, mica ora, un minuto. Maria Pia Cavalletta, ecco, una persona appunto sul pezzo che sta vivendo anche questo contrasto, ecco, perché quando sei a casa con questa patologia, io ho avuto i familiari di questa persona, Paolo Tonin, e devo dire la verità, erano nell'abbandono assoluto, si aiutavano tra di loro perché i servizi alla persona non arrivavano, non c'erano le persone, non c'erano i supporti. Ecco, come vedi la situazione, Maria Pia? Allora, il malato e la famiglia hanno una pesantezza non da poco perché non c'è un servizio attorno, soprattutto poi quando c'è una malattia non riconosciuta, quindi non si ha neanche più di tante agevolazioni. Io volevo ricollegarmi un attimo sul discorso
del sindaco Tonin di prima, il discorso del tavolo che con il numero in Regione Veneto bisogna avere 10 soci. Per avere 10 soci, posso averne anche 100, è un attimo che si iscrivano e belle a posto. È proprio il concetto, il principio che non è stato corretto, perché non c'è un'uniformità anche con le altre regioni. Ad esempio in Regione Lazio, per partecipare a questi tavoli basta avere la maggioranza del direttivo che abbia la patologia o che conosca in famiglia la patologia. Diciamo che il comitato è comitato e non è associazione, sono due cose ben distinte, perché il comitato ha l'unico obiettivo, il riconoscimento di legge, ha un organico molto più snello di un'associazione e quindi per forza non deve essere oberato è una brutta parola, non deve essere rimpolpato di soci solo per far vedere, no, ha una struttura molto più snella e dovrebbe essere accettata come comitato e le associazioni come associazioni. Questo volevo fare una parentesi perché sennò sembra di non voler avere i soci. Il comitato è una cosa, la cooperativa è un'altra, l'associazione è un'altra. Abbiamo Maria Lisa da Marostica. Vai Maria Lisa. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Senti una cosa, io è da settembre che aspetto... Posso parlare? Sì, prego Maria Lisa. Ciao Mirella. Volevo dirti che è da settembre io che aspetto una risonanza. Il dottore mi ha messo un mese e continuo a chiamare e mi dicono sei in lista, devi aspettare. Continuano così, faccio il sollecito, a questo punto il sollecito secondo me non lo fanno. E gli ospedali, sì, ma ci vogliono soldi, quelli che li fanno sono soldi nostri. E io continuo, anche i centri privati sono sempre pieni, ma io non ho la possibilità di pagare una risonanza. Sto aspettando con la mutua, ma proprio per principio aspetto, no? Perché non li ho? Ma se ho bisogno ti fanno proprio andare a pagamento, perché se hai male, se hai bisogno, cioè stanno facendo così secondo me, andare tutto a privato, però le busta paga si tirano giù i soldi e se no me li possono lasciare, io vado anche a pagamento. Hai capito che c'è qualcosa che non va veramente? Sì, ho capito, lo dico tutte le mattine, è da mesi, anni che lo dico. Grazie Maria Lisa, un abbraccio cara, se hai bisogno chiamami, sai, guarda che ci sono, sapete che almeno avete un punto di riferimento, dopo non ho la bacchetta magica, ci mancherebbe, ma dove se posso aiutare lo faccio ben volentieri, perché è giusto anche supportare queste realtà. Allora, cosa diciamo Paolo Tonin a queste persone? Di avere fiducia, qualcosa cambierà, ci vuole veramente l'acceleratore adesso perché veramente la gente è stanca di aspettare. Ecco, sono soldi pubblici che sono stati impiegati, i soldi pubblici devono dare risposte, non possono essere cattedrali nel deserto perché dobbiamo aspettare che arrivi. Ecco, si doveva programmare prima e non piangersi addosso dopo cosa c'è che non va. Prego Paolo Tonin. Sicuramente chi vive queste tematiche chiaramente che ne soffre, e su questo li capisco, la signora che è in attesa di una risonanza. D'altra parte le strutture pubbliche vivono anche loro di questo affollamento, insomma, non credo che rifiutino le persone così per partito preso o per dirottare le persone verso il privato, verso il pagamento. Sicuramente ci sono dei problemi oggettivi che però è obbligo della politica risolvere. Ecco, questo credo sia uno degli impegni che la nuova giunta regionale, che gestirà le risorse tante che sono spese per la sanità, è obbligata a prendere in mano. Ecco, credo che comunque almeno il beneficio della positività ci deve essere dato, perché come ripeto le liste d'attesa stanno diminuendo e questo è un dato oggettivo e certo non siamo all'ottimale, ma credo che stiamo indirizzando nella maniera giusta. Ho molta fiducia nella nuova sanità che si sta prospettando. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella cara, ciao. Buongiorno a tutti e anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Intanto, soprattutto Mirella, volevo dire che mi fa tanto piacere di sentire la signora Paola,
che era da tanto che non la sentivamo e adesso mi fa tanto piacere sentirla, perché quest'estate, prima che andassi in vacanza, l'ho pensata tanto, dicevo non sentiamo più la signora Paola, ecco, che saluto anche. E allora Mirella, io volevo dire una cosa, penso che faranno bene, Mirella, se dietro non avranno le solite marionette che manovrano quella nuova giunta regionale. Perché Mirella, io volevo dirvi una cosa, penso che ci sia anche una grande opposizione, perché anche quello di sinistra ha preso dei bei voti, allora ci sarà una bella opposizione. Perché quando arriveranno i soldi non penso che dovranno fare tutto quello che vogliono senza rendere conto all'opposizione, perché abbiamo quel medico là, il medico che non faccio il nome, ecco, che è una bravissima persona. E poi Mirella, guarda, io domenica sera ho visto una trasmissione che non faccio il nome. A riguardo di Cortina, Mirella, dovevano preparare la pista vecchia. Invece hanno distrutto tutto, hanno fatto una nuova, hanno fatto tutto. Guarda Mirella che la cifra non è mica quella che ci dicono, sai. Guarda che è una cifra mastodontica. Si arriveranno a 4 miliardi. Guarda che c'è Paolo che sta sorridendo, Paolo Tonin sta sorridendo. Grazie Giulia, grazie, devo chiudere perché sai che oggi chiudo prima, devo salutare gli ospiti, grazie delle tue riflessioni veramente Giulia cara. E Paolo Tonin, quello che arriva anche alla Mirella, qualcuno mi ha detto che a Cortina si dice spendete, 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 dovete spendere, i soldi ci sono, ma bisogna andare a Cortina, allora tutti a Cortina andiamo, Paolo Tonin, la troviamo sicurezza, forze dell'ordine, medici, strutture, andiamo tutti a Cortina? Prego Paolo. Guarda Mirella, io credo che il fatto di avere le Olimpiadi per Cortina e per l'Italia sia una grossa opportunità, ecco. Certo che ci sarà una vetrina che ci guarda, noi saremo una vetrina dove il mondo intero ci guarda, ma il business è importantissimo. Le spese ci sono, ma credo che ci saranno anche i ritorni, un ritorno di immagine per Cortina e per il Veneto e per tutta l'Italia, credo. Cioè, non la metterei solo nella negatività, insomma, perché poi, sai, è facile criticare, si spende. È chiaro che per avere ritorni bisogna anche investire, io faccio anche l'imprenditore. Ma perché si investe sempre su qualcosa che non è il cittadino, Paolo Tonin? Perché non si investe nell'RSA? Perché non si investe nei medici, negli infermieri, nell'aiuto alle persone? Paolo, ma perché i soldi si trovano sempre dove fa comodo e non per l'aiuto alle persone che siamo con la canna da gas? Non è solo così, tu come sai i bilanci sia dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province sono per capitoli, ogni capitolo ha i suoi parti di bilancio e così. Allora è chiaro che il mondo è a 360 gradi, non è a 180 e neanche a 90, no. Per cui sono i vari comparti. Io non credo che si venga a sacrificare gli investimenti nella sanità o nell'RSA per fare Cortina. Sono altri casi. Oddio Paolo. Visto i numeri che avevamo letto, che costa queste Olimpiadi e dopo Olimpiadi cosa ci sarà? Perché tutti danno i numeri, ma poi vedremo i numeri dopo. E io Paolo, quando apro il banco alimentare, le persone come le telefonate di questa mattina, di sicuro a Cortina non andrà mai. Non vedranno ma neanche lo spiraglio di Cortina e hanno bisogno di risposte per curarsi. Io ho le famiglie che non hanno, le persone senza denti non hanno neanche la possibilità di curarsi, caro Paolo Tonin. Bisogna, i veneti siamo noi, questi i veneti vostri che venga a votare, sono questi i veneti vostri, non sono qui che va a Cortina, che sono qui che si in casa con la canna da gas e non ha risposte Paolo Tonin. Parliamoci chiaro com'è la situazione reale del Veneto
Veneto, il famoso Veneto, mi son Veneto e dormo in macchina perché nessuno mi dà a casa, non trovo lavoro, questi sì, novi Veneti, a povertà che sia anche qua. Detto questo, saluto il grande amico di Mirella, Paolo Tonin, perché veramente Paolo è un amico di Mirella, noi ci parliamo molto chiaro, so che lui apprezza, ecco, quello che dico, perché io parlo per quelli che non possono parlare. Paolo è la voce di queste fragilità. Ecco, come ci saluti Paolo Tonin? No, ecco, io volevo dire questo, Mirella, non volevo sminuire le problematiche che ci sono. La mia intenzione era quella di dire che ci sono vari comparti e ad ognuno merita di essere analizzato. Ecco, voglio dire, se si fanno degli investimenti ci sono anche dei ritorni. Vi saluto ringraziandovi tutti ed credo sia bello poter dialogare da vari punti di vista, ecco, perché sicuramente le problematiche quello non mancherà mai, Paolo Tonin, quello non mancherà. Grazie caro Paolo Tonin, vice sindaco di Campo San Martino Padova, grazie Paolo, buone feste. Sentiamo come ci saluta Maria Giovanna Coletti, presidente Fondazione Centro Studi Ziano e Cadore, prego. Il mio saluto è quello di avere speranza. Ad esempio la vicenda delle Olimpiadi di Cortina, ricordiamoci che proprio il Comitato Olimpico chiede che ci sia la legacy. Ogni progetto deve avere la propria sostenibilità economica e deve tradursi in un bene futuro e di un miglioramento anche della qualità di vita. Ecco, questa è anche la grande sfida. Io ho fiducia che indubbiamente le Olimpiadi porteranno un grande beneficio non solo ora ma negli anni futuri al Veneto e alla montagna in genere. Chi vive sperando muore volando, quindi dicono. Allora sentiamo Maria Pia Cavalletto come ci saluta, un minuto veloce Maria Pia. Allora veloce che ci sia una mano nel cuore per questi malati e che si arrivi con determinazione insieme alle istituzioni a riconoscimento di legge per tutelare questi malati che sono nel silenzio e dimenticati. Stanno soffrendo e passano gli anni e nessuno se ne occupa. E con queste parole ringrazio e saluto anche Maria Pia Cavalletto e questo comitato che si occupa di encefalomielite mialgica, è molto importante, ecco, sono degli invisibili che vogliono invece diventare visibili. E adesso a gran voce e a gran richiesta vi devo riproporre il servizio L'assegno di ieri, perché veramente ho avuto tantissime telefonate che vogliono rivedere questo genio, questo grande uomo che ha solo tanta voglia di vivere, anche se è senza gambe e senza mani. Grazie, poi state con noi perché ci sarà la nuova giunta regionale. Indovinate dove siamo oggi? In un posto bellissimo, in mezzo alla natura. E chi incontriamo? Fulvio, naturalmente. Fulvio, eccolo qua, arrivata con la sua moto, l'unico al mondo che ha la patente di moto, l'unico al mondo con questa moto. No, senza mani e senza gambe, è l'unico che ha la patente. Avete capito che l'ha aggiunto lui? Io non l'avevo detto. Ne ho detto calma, sì, l'unico al mondo, però senza mani e senza gambe. Allora, cos'è la creatività, Fulvio? Perché bisogna anche essere dei creativi, perché stai dicendo che sei l'unico che ha questa patente al mondo essendo senza gambe e senza mani. Ecco, è la passione, la voglia di vivere che tu hai, perché tu cerchi di fare qualsiasi cosa, qualsiasi sport, sei in piena autonomia. Cos'è la creatività? E cosa vuoi dire a questi giovani che si annoiano, che hanno tutto, fisici perfetti, che non sanno dove andare a parare? Cos'è per me? È l'esigenza di continuare cioè, io ho avuto un problema troppo improvviso, quindi è la voglia di andare avanti e quindi o stai a casa seduto o ti rialzi. O ti rialzi. E quanta forza di volontà ci vuole per rialzarsi dopo una tragica esperienza come la tua, da persona perfetta, ritrovarsi senza gambe, senza mani, rivedere un po' tutta la vita perché devi rimetterti in gioco e incominciare una nuova vita anche con nuovi strumenti? Tante ore, perché io sono partito da zero, sono partito dalle protesi, pattini, moto, sci, quindi tante ore di lavoro ci vogliono e voglia, senza la voglia non ti fa niente. Allora, l'unica cosa che Fulvio, non so se è un difetto o un pregio,
è che lui non chiede mai niente, anzi è sempre uno che cerca di dare, di aiutare, sempre positivo. Io penso in tanti anni di non averlo mai visto arrabbiato, ad esempio. Mirella è sempre arrabbiata magari, ma Fulvio mai arrabbiato, ecco, non ha l'orologio, per lui il tempo è una cosa strana, non c'è un orario per mangiare, per dormire, per lavorare, c'è la giornata da vivere, ma nella creatività, perché lui, facciamo vedere cosa hai combinato con questa moto, hai creato qualcosa di nuovo per guidare la moto. Sì, è una cosa un po' complessa, quindi io guido la moto con quasi tutto con la mano sinistra, quindi così freno perché ho il freno sotto qua, non ce l'ho sul piede perché non ho i piedi, questa leva è la leva del freno, la frizione quando io muovo in avanti tiro sia la frizione che il freno contemporaneamente in base all'esigenza, perché se sono fermo facendo questo movimento tiro la frizione ulteriormente, se no la tiro parzialmente solo per fare le curve, oppure tirando di più il polso della mano cambio la marcia, così vado in prima, o così vado in su. Dopo qui c'erano anche i comandi di fanali e frecce, e dalla parte destra c'è un acceleratore col cam, indietro accelero come le moto normali, in avanti freno, si vede la leva. La cosa importante non è tanto questo, ma è l'ancoraggio della mano, che io modulo la forza d'ancoraggio come se avessi le dita, semplicemente facendo una minima torsione che non si vede, ma la faccio io girando, facendo questo movimento, la mano si blocca e posso tirare. Se io non faccio quella torsione, la mano esce. Avete capito cosa ha creato? Ma avete capito? Ah, senti Fulvio, adesso facciamo come l'uomo della lavatrice, ti levi i pantaloni e così, e facciamo vedere, vai, nudo Fulvio, vai, togliti i pantaloni e vediamo cosa combini con le gambe, vai. Allora Fulvio si sta spogliando per farvi vedere le sue bellissime gambe. Ma guardate sotto il ginocchio, da sotto il ginocchio togli Fulvio, eccolo qua. E queste protesi se le ha create lui, naturalmente. Possono usare come un calzino normale, perché vedi questo è un calzino che da lavoro, un calzino di spugna normalissimo, dentro è rigido, completamente carbonio, non c'è niente di morbido e con queste ho fatto 3 maratone di 40 km. Perché dici questo? Perché sei l'unico che porta le protesi 24 ore al giorno. Sì, il tempo proprio perché non ho le cuffie, non ho cose morbide all'interno e quindi non ho variamento di volume sul moncone, che il problema della protesi è la variazione del volume. Non avendo la gomma che fa pressione, mantengo, è una cosa un po' troppo complessa da spiegare, comunque è così. Però dobbiamo dire, Fulvio faceva il carrozziere, perciò questa creatività bene o male c'era, però tu hai ripreso una nuova vita, perché è una nuova vita la tua, creando le protesi, cioè da carrozziere hai iniziato a capire che forse dovevi fare qualcosa per te, perché le protesi che ti facevano provare non andavano bene. Adesso le usano tutti, perché il sistema che ho creato lo usano in tutto il mondo in questo momento, che è il sistema come costruirle, quindi come creare il calco impressione, che prima di me non esisteva un calco impressione. Avete capito? Poi naturalmente le cose sono andate come sono andate, la storia di Fulvio è conosciuta, qualcuno ha portato via questo progetto bellissimo, se l'è creato da un'altra parte. Fulvio se ne sta in braghe de tea, come avete visto, no? In mutande. Fulvio è rimasto in mutande, ma lui è buono, lui non gliene frega niente e lui continua invece a creare qualcosa che in futuro rimarrà, che qualcuno copierà per migliorare anche questa camminata e soprattutto questa voglia. Guardate, lui fa qualsiasi cosa
e penso sia una cosa importante far capire, ecco, cosa vuoi dire a quei giovani, Fulvio, che sono in un letto d'ospedale, magari in riabilitazione, che pensano che la vita sia finita, che non ci sarà più un futuro, perché vedersi senza gambe, senza mani, in sedia a rotelle non è semplice per un ragazzo di 18-20, penso neppure per uno di 40-50. Cosa vuoi dire a queste persone? Io quando io sono stato un periodo in sedia a rotelle, ma non, cioè, tornavo alle 2 di notte a casa. Ma sempre, anche quando ero in ospedale a Padova, andavo via di notte all'ospedale. Andavi via di notte? Se stai fermo, c'è detto, dice, chi si ferma è perduto, se ti fermi, basta. La tua mente, cioè, non vedeva Fulvio ammalato, vedeva Fulvio come era una volta? Sì, è quello il problema, che non ti ricordi che passano gli anni, eri sempre col cervello un po' indietro, ma basta ricordarselo ogni tanto. Anche a Mirella è così, perché io andiamo d'accordo con mio Fulvio, perché così, cioè, non riusciamo a capire che non abbiamo più 15 anni, sì. che ne sentiamo 10, vero Fulvio? Però, finché va. Finché va, vero Fulvio? Allora, siccome il Babbo Natale mercoledì arriva al banco, ma la Mirella fa Babbo Natale oggi, allora questa è una busta per te, per la tua creatività, Fulvio. Grazie. Dalla grande famiglia di Sveglia Veneti. Ecco, se vuoi aprirla, grazie. Apriamo. Non c'è niente. Lui scherza sempre, vedete? Eccolo qua. Questo è l'assegno per la creatività di Fulvio, perché se lo merita veramente, guardate. Bisogna anche premiare le persone che credono in se stessi, che credono nella vita. Questo è un esempio che a mio avviso va veramente valutato e approfondito. Chi ha quasi metà corpo riesce a sorridere, a non arrabbiarsi, a essere positivo. Chi ha tutto invece si annoia e sta combinando tutti i colori. Ecco, come saluti la grande famiglia? Che buon Natale vuoi fare? Buon Natale a tutti, felice anno nuovo. Ascolta, e alla mamma fai un buon Natale alla tua mamma. La mamma. Dai. Io l'ho conosciuta, la mamma, è come lui, Cosa vuoi dire alla mamma? Non è che ci vediamo spesso. Dai, cosa vuoi dire alla mamma? Auguri, buon Natale anche a lei. E adesso Mirella salirà con Fulvio, che mi accompagnerà al banco solidale, perché sono appiedata naturalmente con la moto e con l'unico uomo che ha la patente al mondo di motocicletta senza mani e senza gambe. E vai!